Buongiorno ragazzi, voi oggi vedete una situazione particolare, siamo molto emozionati perché abbiamo veramente tante persone con cui condividere un argomento che a noi è molto caro, che è legato ai giovani, è legato al territorio, è legato alla politica, perché il territorio spesso si deve governare attraverso una politica cosciente e coscienziosa. Ma immediatamente noi adesso, prima di farvi conoscere tutti i nostri ospiti, vi facciamo vedere un piccolo video di quello che è successo ieri. Ieri avevamo la prima B del liceo artistico di Vittorio Veneto che ha completamente gestito la diretta, quindi è stato veramente entusiasmante. Ma quest'anno ovviamente il nostro tema e la nostra dedica è a Guglielmo Marconi, che ci permette di fare questo tipo di attività che è tutta e completamente online. Quindi vediamo chi è Guglielmo Marconi attraverso il grande Giacomini. Un mondo in cui non potete mandare messaggi a nessuno, niente video su TikTok, niente reel di Instagram, niente messaggi di WhatsApp, niente chiamata a lunga distanza, insomma un incubo praticamente, vero? Ecco, per fortuna nuovo, un certo Guglielmo Marconi ci ha salvati da questo guaio tecnologico. Marconi, il mago delle onde radio, è stato il genio che ha detto: aspettate un attimo, e se riuscissimo a mandare messaggi attraverso l'aria, senza fili? E ha trasformato questa idea in realtà grazie a una scatoletta e un'antenna. Insomma, ha inventato il wifi ma nel 1895. Quindi, se adesso viviamo in un mondo in cui possiamo mandare messaggi a ogni persona, in ogni parte del mondo e in ogni momento, come fa anche il Film F, è proprio grazie a Marconi. Ogni volta che noi ci lamentiamo del segnale debole, dobbiamo ricordarci che se non ci fosse stato quest'uomo qua, non ci sarebbe stato nulla di cui lamentarsi. Quando posterete il vostro prossimo selfie, ricordatevi di dire un grosso grazie a Guglielmo qua dietro. Ciao ciao! Alessandrino ha spiegato brevemente chi è Guglielmo Marconi. Allora, partiamo subito. Tema è giovani, politica e territorio. Abbiamo con noi Gian Antonio Darè, politico, ex sindaco di Vittorio Veneto, ex parlamentare europeo. Io ho qua accanto e ho l'onore di presentare l'avvocato Barella, Bruno Barel, che intanto crede molto nei giovani, e questo è una cosa che a noi insomma preme dire, perché si sta dedicando anche nell'attività diciamo esterna alla sua professione anche a collegarsi con tutti i giovani professionisti e non che si dedicano ai vari temi legati sia al sociale che ovviamente alle varie professioni di cui lui conosce ogni secondo minuto. Accanto a me invece alla mia sinistra ho il dottor Walter Brunello, che è diciamo il personaggio che ci ha permesso in qualche modo di parlare di questo argomento, perché è presidente dell'associazione Radici Venete, di cui ci parlerà insomma, e che ha una visione anche legata a tutta la popolazione
veneta in particolare, ma italiana, che all'estero si ritrova e deve ovviamente gestire. E infine il più giovane dei nostri assessori, uno dei più giovani dei nostri assessori, che ovviamente è qui, è l'assessore alla cultura del comune di Vittorio Veneto, Enrico Padoan. Ma non solo, e ve li metto già nella nostra aula virtuale, come la chiamiamo noi, l'assessore Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del comune di, di Treviso, l'abitudine, scusami, assessore Gloria, e Roberta Olivotto invece assessore alle politiche scolastiche e giovanili del comune di Belluno. Grazie di essere qui. Allora, io partirei subito con Antonio Darè, Gian Antonio Darè, Tony, detto Tony, che ovviamente è un amico, lo conoscete, è un amico del festival da sempre. Tony, giovani, territorio e politica, e chi meglio di te può parlare di politica e giovani? Beh, intanto un buongiorno a tutti, naturalmente un grazie ad Elisa per la sua dinamicità, per questo festival che porta avanti con passione, con tanto entusiasmo, naturalmente tra mille difficoltà, perché diciamo fare cultura ha un suo costo e quindi si va avanti soprattutto perché ci si mette tanta passione e con la passione arrivano anche i risultati. Politica, qua c'è un assessore che è chiaramente in maggioranza, io sono un consigliere di minoranza, ma se ci vede assieme in questo frangente, evidentemente vuol dire che la politica la si fa per i giovani, non ha maggioranza e opposizione, ha lo stimolo di far bene, di valorizzare quelle che sono le potenzialità dei nostri giovani, ma soprattutto far capire che la politica sì serve, ma soprattutto serve l'intelligenza per poter mandare avanti, diciamo, tutte le manifestazioni. Tant'è vero che le manifestazioni, siano esse sportive o culturali, l'entusiasmo dei giovani va valorizzato, va, diciamo così, sostenuto, perché proprio la socializzazione tra i giovani è quello che fa la società molto più moderna, molto più forte, soprattutto in momenti difficili come stiamo attraversando noi. Diciamo, il valore aggiunto dei giovani deve essere sostenuto da chi giovane non è più, ma può dare la sua esperienza perché, diciamo, per migliorare questa società. E tutte le manifestazioni culturali, sportive e quant'altro sono necessarie proprio per valorizzare e far crescere il nostro mondo e la nostra società. Avvocato Barelli, io le chiedo invece una cosa fondamentale: quanto è importante che i giovani si impegnino socialmente e politicamente rispetto ai propri territori, di cui ben lei insomma è. Grazie, buongiorno a tutti, è un'occasione piacevole di incontro e porto una piccola testimonianza personale. Io ho tante fortune, una quella di aver insegnato per tanti anni a giovani di 20 anni all'università e anche poi di avere dei figli ancora giovani, e quindi ho vissuto in casa e fuori perennemente in mezzo a giovani. E può sembrare una battuta, ma non lo è. Ho continuato a imparare, ho fatto un corso costante e ho capito quanta energia mi viene trasmessa da queste persone, anzitutto per una ragione: mi obbligano a pensare solo al futuro, mai al passato. Cioè, vivere insieme ai giovani significa immaginare il futuro, significa aprire i cassetti e tirar fuori tanti sogni da realizzare. Per chi è adulto significa trovare energia, entusiasmo e essere continuamente sorpresi. Allora, una prima sorpresa che supera molti luoghi comuni è questa: quando si usa l'espressione i giovani come categoria generale per descrivere qualcosa che li accomuna tutti, è una balla enorme. Non esiste, come non esiste la categoria dei politici, gli avvocati. È stupido. Esistono le persone e quindi
non è affatto vero che i giovani non si impegnino, non si interessino, magari lo facessero gli adulti come i giovani che io conosco. Ce n'è una quantità formidabile, piena di interessi, per fortuna tutti diversi, e piena di sogni. Allora, abbiamo un'idea distorta di quello che significa giovani. C'è una ricchezza formidabile che va disseppellita. Seconda considerazione, stiamo dimenticandoci di una fascia di età che invece in queste occasioni ci viene incontro. Tutta la fascia di giovani dai 15 ai 20 anni. Noi pensiamo che una persona in quegli anni debba occuparsi di studiare, non abbia nulla da dire, da fare per la società. Io penso esattamente il contrario, e cioè che quella fascia di età sia la fascia più creativa, più carica di entusiasmo e di creatività, di cui la società non può privarsi, anzi ha disperatamente bisogno, perché invecchia, aumenta l'età media della popolazione e noi vediamo una grande carenza dell'energia giovanile in tutte le sedi. E per non ti farla lunga, vi racconto un piccolo episodio accaduto di recente, dove ho provato a fare a modo mio un evento, un incontro serale. Abbiamo riunito in un grande centro congressi 250 persone e abbiamo messo sul palco 7 ragazzi dai 16 ai 18 anni. E siccome parlavamo di futuro, abbiamo detto sarebbe ridicolo che mettere sul palco i vecchi a parlare del futuro di chi sta in platea. Abbiamo ribaltato i paradigmi, abbiamo messo sul palco i giovani. Abbiamo detto agli adulti, voi state zitti e ascoltate, perché il futuro lo costruiscono loro, il futuro è nelle loro mani ma anche nelle loro speranze. Facciamoci raccontare da loro come vogliono costruire il futuro, quali sono i loro sogni. Posso dirvi che la gente è rimasta fino a mezzanotte incollata ai sedili e mi hanno detto per piacere possiamo ritrovarci. Tutto questo per dire che se ribaltiamo molti paradigmi troviamo delle persone che possono dare molto anche in età molto giovane alla comunità e magari svegliare dal sonno qualche adulto come me. Allora, io farei parlare velocemente l'assessore Gloria Tessarolo, che è assessore appunto alle politiche sociali del comune di Treviso, ma in realtà noi l'abbiamo conosciuta anche per il suo interesse nei confronti di quello che è la cinematografia. Quanto è importante, assessore Tessarolo, mettere insieme società e quindi territorio, lei ce l'ha ben presente, soprattutto del suo comune. I giovani che hanno, come diceva l'avvocato Barel, entusiasmo e le problematiche legate al sociale. Ma oggi non è importante, a mio avviso è davvero urgente, nel senso che stiamo purtroppo vivendo una politica, a mio avviso, tanto staccata dalla realtà dei territori. E questo un po' per tanti motivi, cioè non mi addentro su leggi elettorali, partiti, social, quindi ci sono delle dinamiche molto diverse da una volta. Io sono cresciuta politicamente, ho cominciato a fare politica che avevo 12-13 anni, a interessarmi ovviamente di politica, poi come ogni altra ragazza andavo a scuola, facevo sport, avevo le altre mie attività, però è una passione che è cresciuta e che ho seguito facendo esperienza. E lì io mi ricordo bene, le campagne elettorali si facevano in piazza. Oggi si fanno a colpi di like sui social, quindi c'è un distacco anche che non è produttivo. È un distacco che poi si traduce in poca partecipazione e quindi anche in provvedimenti spesso scollegati da quelli che sono i reali bisogni, ma anche i tempi dei territori. Io che faccio sociale e spesso sono assolutamente d'accordo con quanto diceva l'avvocato Barel, credo molto nelle persone, odio e detesto questo modo che abbiamo noi oggi di fare comunicazione e narrazione che procede per etichette, per grandi gruppi. Le persone fanno davvero la differenza, non ci sono impiegati pubblici nulla facenti, ci sono impiegati pubblici che non fanno il loro, ma ce ne sono tanti che invece lavorano bene. Non è che il privato è un valore assoluto e così via. Quindi noi viviamo in narrazioni assolutamente sbagliate, soprattutto sui giovani, tanto che
Io che mi scontro con il grande tema delle baby gang non lo sopporto, perché sono pochi ragazzi, spesso con grandi fragilità, bisognerebbe entrare un po' nel merito, quindi sviluppare anche un po' di visione critica, che è quella che noi chiediamo ai ragazzi ma spesso non portiamo come adulti. Oggi è fondamentale per poter riportare al senso di realtà la politica, quindi a mio avviso intanto è importante rimettere al centro i territori. Io ho visto che il vostro festival ha ad esempio tantissime partecipazioni da altre regioni, ecco, valorizzare le peculiarità delle regioni. Io faccio un esempio banalissimo, no? Che poi si è tradotto in un fallimento oggi degli investimenti di PNRR proprio sulle fasce giovanili. Noi ci ritroviamo nella nostra regione ad avere i territori che non hanno investito ad esempio i fondi sugli asili nido, no? In un periodo in cui si parla tanto di natalità. Ma perché? Perché non si è pensato a come siamo strutturati noi in Veneto. Siamo un unicum a livello nazionale con le scuole paritarie. Tantissimi servizi sono incentrati su strutture delle diocesi, delle parrocchie, quindi dei territori. Non si poteva investire su queste strutture e c'era poi un assoluto scollegamento tra i reali costi di queste strutture, del sostentamento di queste strutture, che ricordo non sono servizi educativi dello Stato ma a carico dei comuni e delle famiglie, e quella che era la spesa preventivata per realizzare gli immobili. Allora questi sono i danni che noi provochiamo, a mio avviso, scollegando i territori e soprattutto i giovani che hanno la visione del futuro. Se riparto da Guglielmo Marconi e poi chiudo, Guglielmo Marconi, andiamo a vedere quando ha fatto le scoperte, non le ha fatte a 60 anni o a 70 anni, ma come lui tantissimi pionieri, esploratori e esploratrici, perché ho anche le pari opportunità, giornaliste, cioè le grandi scoperte, le grandi innovazioni, le ricerche scientifiche le hanno fatte i giovani, non le hanno fatte i vecchioni. Di questo dobbiamo ricordarci. Le dico vecchioni in modo simpatico, ma mi ci metto anch'io, a 44 anni suonati. Io credo di avere esperienza da condividere e quindi l'affiancamento con i ragazzi. Ma le idee vere, innovative, le possono avere solo loro che vivono con con la mente aperta il loro tempo. Quindi abbiamo bisogno di riporre i ragazzi al centro della nostra azione, ma anche del dialogo, mettendoci in ascolto. Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto prima di me. Allora, io passo immediatamente al dottor Brunello la palla, proprio perché di territori e di giovani e di persone che comunque vivono altri territori e non attualmente quello veneto, insomma, o quelli che sono i territori della nostra Italia, visto che noi facciamo riferimento a tutti i ragazzi italiani. Ci dica come si può incidere in una situazione che è quella del venire e del tornare. Buongiorno a tutti. Allora, sono stati toccati dalle persone che hanno parlato prima di me tanti di quei temi che mi farebbero parlare per giornate, perché ognuno di noi comunque si porta, no, un tesoro, per me tesoro, che è quello che è il proprio vissuto. Allora, il tema qui è incentrato sui giovani ed è giusto perché, voglio dire, sulle fondamenta, no, su loro si costruiscono. Però, perdonatemi, abbiamo parlato di categorie, no? Di divisioni in categorie. Io direi che la società è fatta di persone, no? E che persone vanno da ore di vita a quando, per chi come me ci crede, il nostro Signore deciderà che è ora che lasciamo questa terra. Perché dico questo? Perché se andiamo sulla materia di cui mi occupo da 1 anno e mezzo a fronte della decisione dello Stato che il 2024 fosse l'anno del turismo delle radici, perché esistono 80-100 milioni di persone in giro per il mondo che hanno più o meno lontane origini italiane e che avrebbero interesse a rivisitare, a fare un percorso inverso rispetto ai propri avi e quindi andare a vedere da dove vengono le proprie origini. Ricordiamo che questo bando comunque finanziato, il bando che ha permesso la nascita di 20 realtà regionali che si occupano della materia, è comunque un bando finanziato dal PNRR di cui parlavate prima ed è comunque
emanazione o comunque denaro destinato al Ministero della Cultura, che poi è finito al Ministero degli Affari Esteri per competenza, ma nella realtà è cultura. Ed è comunque una parte dei fondi del Ministero della Cultura per ripopolare i borghi, perché il nostro paese, tutto da nord a sud, soffre del problema dello spopolamento e mentre noi possiamo pensare che sia un problema di altre parti d'Italia, nella realtà anche il nostro Veneto è tanto toccato da tutto questo. E il target, questi 80-100 milioni, voglio dire, vedono il Veneto, sì, quando si parla di turismo delle radici, Veneto prima regione turistica d'Italia, ma ed è una, voglio dire, cosa che io ho sperimentato e ho visto in giro per il mondo, il Veneto è la prima regione per emigrazione d'Italia, prima regione per emigrazione, e il Veneto ha dato all'emigrazione tantissime, perché voglio dire, da quando più o meno il fenomeno si è cominciato a, diciamo così, a catalogarlo, quindi dall'annessione o da quando i Veneti hanno deciso di far parte dell'allora Regno d'Italia, quindi nel 1866, da allora è cominciato un fenomeno di immigrazione alla ricerca di situazioni migliori. Non è che il Veneto allora fosse la parte più ricca del paese. Tra l'altro quest'anno ricorrono il 150° anniversario dell'inizio dell'immigrazione verso il Brasile e mi piace ricordarlo che i Veneti sono andati in Brasile perché il Brasile pochi anni prima aveva messo fuori legge la schiavitù, quindi i Veneti sono andati a fare dei lavori che fino a qualche anno prima, insomma, facevano altre persone. Perché questo cosa c'entra con i giovani? Perché oggi ci riempiamo la bocca del problema della fuga di cervelli. Io dico spesso che abbiamo esportato persone con la valigia di cartone, se ce l'avevano, e oggi vanno in giro per il mondo ragazzi con la Samsonite, a volte anche con valigie di firme più importanti. E sicuramente abbiamo esportato braccia, giustamente il professore me lo fa notare, abbiamo esportato braccia, tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare, e oggi, insomma, grazie anche alla nostra formazione, alle nostre università, esportiamo soggetti che, insomma, sono ben cercati. La mia recente esperienza a capo di questa associazione di promozione sociale mi ha portato a contatto con realtà. Il sabato ero a Sereni del Grappa per il premio del Bellunese dell'anno e vi garantisco che è stata per me una giornata straordinaria. Vi riporto la testimonianza di una ricercatrice, mi pare, una professoressa universitaria che lavora a Zurigo, che nel ricevere il premio ha detto, di circa 40 anni, 45 anni, che nel ricevere il premio ha detto: quando mi è stata data questa notizia ho pensato che questo premio doveva essere dato anche ai miei genitori, perché il mio papà faceva un mestiere umile, faceva il muratore, e perché se io vivo in una Svizzera pulita, forse è anche merito di mia madre, che ha pulito decine di migliaia di gradini a Zurigo e ha permesso che la Svizzera sia città. Cioè, perdonatemi, questi sono i giovani che oggi sono l'eccellenza della nostra terra e però non dimenticano. Ecco, io vorrei che i nostri giovani conoscessero la storia della nostra terra, sapessero che siamo stati la prima regione, parlando di Veneto, per emigrazione, anche perché io sono convinto che se non sai da dove vieni, difficilmente saprai dove andare. Grazie, è un po' questo anche per appunto i ragazzi. Ieri ho avuto a che fare con dei ragazzi appunto pugliesi e anche loro hanno questa sensibilità, e diciamo che la regione Puglia ad esempio per quello che è il mondo dell'audiovisivo, insomma, punta molto, e quindi i ragazzi sono anche ben contenti di rimanere nel proprio territorio. Detto questo, parlavamo appunto di cervelli che se ne vanno e parlerei proprio con l'assessore Enrico Padoan, perché è vero che gli assessori sono assessori, ma insomma hanno anche una storia diversa. Professore universitario e di politica se ne interessa più forse di tutti noi messi assieme ormai, perché assessore.
Ma sono state, intanto grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere, è un'ottima iniziativa, è un ottimo evento ed è anche necessario. Concordo con tanto di quello che che è stato detto sinora. Io partirei da considerare, allora, per quanto riguarda, come dire, l'utilizzo delle categorie, io concordo, spesso e volentieri sono anche categorie fatte per stigmatizzare o per incasellare e quindi, diciamo così, costruirci sopra una narrazione di comodo, no? Perché parlare di giovani è diventato, da un lato, voglio dire, un esercizio a volte paternalista, a volte invece serve per rassicurare chi giovane non lo è più, perché si racconta di queste generazioni poco interessate, tutta una serie di stereotipi che è facilissimo smontare, basterebbe conoscerli, basterebbe viverci. Voglio dire, io ho la fortuna come il professore Barella di vivere con i giovani e ovviamente la loro partecipazione è molto forte in realtà. Quello che è molto per me difficile, allora, non sono giovane, tutt'altro, il punto mio è che io sono probabilmente una delle ultime generazioni nate con le coordinate del Novecento, cioè cresciuto guardando ai riferimenti culturali del Novecento e ora non è più così, questo è cambiato, per cui quello che a noi pare, diciamo così, una mancanza di conoscenza in realtà è reciproca, nel senso che i nostri riferimenti, quelli con cui siamo cresciuti, sono ormai un po' démodé, se vogliamo, o comunque fanno fatica a dialogare con quelli che sono i riferimenti culturali delle generazioni più giovani. Però, voglio dire, bisogna mettersi in discussione per primi. Poi, se si parla di politica, politica è sicuramente l'arte del possibile. Però politica è anche, cioè il ruolo del politico è anche quello di individuare soluzioni alternative e quindi aprire lo spettro del possibile. Certo che, voglio dire, c'è poi la pragmaticità necessaria, il compromesso, però l'apertura degli orizzonti, quello è una parte fondamentale del ruolo della politica e ragazzi, questa apertura degli orizzonti non può non venire da energie fresche, da chi è capace perché non ha retaggi, identità, ma soprattutto identità, voglio dire, incrostate o comunque la necessità di confermare i pregiudizi accumulati nella vita e quindi ha la capacità di dire il re nudo, ha la possibilità di dire ci sono alternative, io vedo orizzonti che voi non vedete o comunque li faccio intravedere e questo sono i giovani che sono capaci di farlo, quindi penso che siano voglio dire, bisogna evitare assolutamente paternalismi, bisogna assolutamente evitare di costruire narrazioni che poi allontanano i giovani dalla vita politica, dall'interesse verso il territorio e dalla partecipazione dei giovani nel territorio. Poi aggiungo solo davvero telegraficamente una cosa. Io ho la fortuna di fare politica a livello locale, la fortuna perché oltre a interessarmi della comunità in cui sono cresciuto, in cui vivo, però è anche quella fascia di politici che godono di maggiore fiducia da parte della popolazione, cioè questo è un dato statistico inoppugnabile. Più l'amministratore, il consigliere, il politico è vicino al territorio, più è conosciuto e quindi più la cittadinanza ha fiducia perché vede quello che fa, valuta bene, male, però c'è un controllo più vicino. E l'impegno dei giovani parte spesso e volentieri dal territorio, non attraverso i partiti come accadeva 40 anni fa, però attraverso associazioni, attraverso movimenti, attraverso la semplice partecipazione attiva e io personalmente ricevo tante sollecitazioni dalle fasce giovanili e quindi è fondamentale coltivare questo interesse. Poi è chiaro che i giovani si muovono anche tanto di più, voglio dire, l'emigrazione è un fenomeno legato anche a un dinamismo, alla capacità poi di mettere a frutto quanto si è appreso, anche la volontà di
apprendere ulteriormente. È chiaro che sarebbe bello se, voglio dire, vi fosse una capacità di retention, no? Dicono in inglese, di capacità di trattenere o comunque di far rientrare, perché il bagaglio si arricchisce, però è fondamentale che le persone più dinamiche, che sono quelle che si muovono in tutto il mondo, è così, poi sia anche capace o abbia, voglio dire, riceva la possibilità di poi di riportare le proprie esperienze e il proprio arricchimento anche sul territorio. Allora, a proposito di territorio e di diciamo menti giovani, lascerei la parola alla dottoressa Olivotto. È assessore alle politiche scolastiche, ma è anche docente ed è stata una delle docenti che a Vittorio Veneto ha insegnato e ha entusiasmato, pur essendo ostica l'insegnamento delle lingue a volte, soprattutto negli istituti tecnici, ma ha veramente appassionato i ragazzi. Cosa vuol dire appassionare i giovani in modo che poi possano eventualmente impegnarsi in quello che è un mondo che va modificato e va portato avanti? Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito, vi porto anche i saluti del sindaco Oscar De Pellegrin, che l'anno scorso è stato lui presente a questo evento, è molto affezionato a questa iniziativa. Io sono molto affezionata, come tu dicevi, anche a Vittorio Veneto per i motivi che sono stati detti, e per quanto riguarda l'entusiasmare i ragazzi. Allora, io non credo che noi dobbiamo fare molto per entusiasmare i ragazzi, credo che dobbiamo riuscire a creare le condizioni per cui il loro entusiasmo emerga perché loro lo hanno. Io sono molto contenta che a questo tavolo non sia ancora comparsa una parola che è un po' il cliché di quando si parla di giovani, cioè il disagio. E come politici veniamo sempre interpellati sul disagio giovanile come se fosse, sicuramente è una cosa di cui dobbiamo prenderci cura, ma come se fosse proprio la caratteristica dei ragazzi, no? Questa visione dei ragazzi tutti in difficoltà e che devono aspettare un aiuto dall'alto. In realtà noi abbiamo bisogno noi del loro aiuto. Stiamo parlando di film, di un film festival, di talenti. Ecco, io credo proprio che creare le condizioni perché i ragazzi possano loro esprimere il talento serva non solo a loro per vivere bene nei nostri territori, ma serve anche al territorio perché il loro talento è un motore di sviluppo e di innovazione. Devo dire che concordo con quello che è stato detto da chi mi ha preceduta, sia sulla necessità, come dicevo poco fa, di non parlare per categorie dei giovani, e anche sulla necessità di trattenerli. Trattenerli però anch'io credo che sia molto importante trattenerli dopo che sono stati anche un po' fuori e che portino a casa quello che apprendono andando per il mondo. E trattenerli e perché no, anche attirarne di altri nei nostri territori. Questo ecco, credo che sia fondamentale. Come facciamo a realizzare queste cose? Soprattutto coinvolgendoli, perché nei tavoli fatti da adulti molto spesso si parla di giovani in una prospettiva che poi viene totalmente capovolta quando a questi tavoli invitiamo anche loro, oppure quando noi siamo invitati ai loro tavoli e partecipiamo. Prego, avvocato. Se mi posso permettere, dato che la sfida dei tempi ci obbliga a cercare di essere innovatori, vorrei proporre agli assessori presenti 2 iniziative pratiche per tradurre in pratica le cose di cui parliamo. Vi frega sempre. E quindi vi sottopongo 2 o 3 suggestioni, poi voi mi potete criticare perché è il bello della diretta, no? Avere opinioni anche diverse. Primo, nella mia educazione è molto importante il ping pong e il calcio balilla. Perché, per fortuna, nella mia prima giovinezza esistevano i patronati parrocchiali e questi meravigliosi luoghi intanto avevano sempre il calcetto e il ping pong e qualcuno che ti insegnava tra colleghi. Secondo, ti permettevano di conoscere i tuoi vicini di casa
E quindi un aspetto bello della mia giovinezza era che non avevo sconosciuti intorno a me, avevo persone che salutavo tutti i giorni camminando per le strade, perché c'era un luogo in cui ci si incontrava e si creava comunità. Vedere i miei figli uscire di casa per stare con i loro amici e cercare un bar in cui incantonarsi in qualche buco magari pieno di fumo per stare in compagnia mi fa malinconia. Questi ragazzi non hanno più luoghi urbani nei quali incontrarsi, devono trovare dei surrogati chiamati bar, taverne, eccetera, per stare insieme e fiutarsi e imparare a conoscersi. Allora, le città sono diventate ostili per i ragazzi. Saltati i luoghi dell'aggregazione religiosa, non ci sono luoghi corrispondenti di facile aggregazione civile. Allora, gli open space e le scuole aperte di pomeriggio, i musei con degli spazi di accoglienza. Occorre reinterpretare le città per creare dei luoghi in cui i giovani crescano insieme, si conoscono e si confrontino fra di loro. Io vedo questa grave carenza e quindi da un lato vedo i negozi chiusi, vedo spazi sprecati e dall'altro vedo una domanda di socialità che non è soddisfatta. Una seconda considerazione. E la parola politica imbroglia, perché ormai purtroppo i ragazzi sono abituati a pensare che sia una cosa da marziani per addetti ai lavori che vedono al telegiornale, se lo guardano, o sui social. E se imparassimo noi adulti a usare un linguaggio diverso e a dire: ma la tua vita si svolge più chiuso in casa o fuori? Quello che vedi dalla finestra per te è importante o no? I trasporti per incontrare i tuoi amici sono importanti o no? E il fatto che sia pulita la strada davanti a casa tua è importante o no? E cominciassimo a dire che la politica deriva da polis, da comunità, e che quindi la comunità è area essenziale per un giovane, perché il giovane è molto più aperto e libero e ha bisogno di relazioni. Allora, la politica è prendersi cura delle cose importanti per la tua vita, a cominciare dagli amici. Allora, non puoi delegare questo a qualche addetto ai lavori che non ha la bacchetta magica, perché gli assessori fanno il meglio del possibile, ma pochissimo, perché non hanno la possibilità, pur avendo spesso la buona volontà. Allora, se ognuno si riprende in mano un po' di cittadinanza attiva e dice, anziché chiedere a qualcuno dei miracoli, io provo a fare la mia piccola parte, in base al principio che se pulisci davanti a casa tua la città è pulita. Io sono stato in Giappone ad agosto e sono tornato con gli occhi sbarrati. Non un foglio di carta per terra, non una bottiglia di plastica, pulizia totale. La gente ordinata in fila, silenzio, sottovoce, con rispetto reciproco, e mi sono detto c'è molto da imparare viaggiando. Quindi un'altra cosa bella, facciamo girare questi ragazzi. Io ho avuto modo di dire alla nostra regione che ho un sogno che spero che le autorità regionali realizzino. Nella nostra regione abbiamo 3-4 cose che non si possono non vedere. Vogliamo dire le Dolomiti, Venezia, Delta del Po, il lago. Abbiamo alcune cose, per me da Vittoriesi il consiglio, ci sono delle cose magiche. Allora ho detto in regione, tutti i ragazzi veneti hanno diritto di vedere queste bellezze assolute, ricchi o poveri, con o senza automobile, hanno diritto di vederle. Dovremmo fare una politica per cui tutti i ragazzi possano assaporare la bellezza del territorio stando insieme. Sono tutte politiche, secondo me, praticabili, a costi accettabili. Certamente si tratta di fare delle scelte coraggiose. Io passerei la palla a Tony, così lo punzecchiamo e poi lasciamo a Gloria Tessarolo, a Enrico Padoan e a Roberta Olivotto. Ti ha punzecchiato come vecchio politico, che così lo... Allora non posso che condividere tutto quello che è stato detto. Noi siamo cresciuti negli oratori c'era appunto il calcetto, c'era il calcio balilla, ma c'era anche la partitella
la partitella dove ci si legnava, dove ci si confrontava, dove esprimeva, dove il carattere più forte o il carattere del capo emergeva, perché prendiamo, e ora c'era chi faceva il capitano sempre, chi faceva il portiere sempre, chi faceva l'attaccante sempre, però era un modo di socializzare, ma ci si conosceva tutti, e se combinavi qualcosa c'era una rete, non c'era Guglielmo Marconi, non c'erano i telefoni, ma arrivavi a casa e le prendevi perché sapevano esattamente cosa avevi fatto, perché c'era un controllo del territorio che adesso non c'è più, ma era veramente una società unita, diciamo, per farti capire dove sbagliavi e dove andavi bene. Dove andavi bene non ti dicevano niente, dove sbagliavi le prendevi. Era un modo, diciamo, corretto, gestito, dove nasceva e si cresceva, diciamo, con dei principi e dei valori che poi sono stati utili, perché anche nella scuola io ero abbastanza vispo e vivace e birichino, tant'è vero che bruciavo molto spesso, e un giorno, purtroppo, facendo male i calcoli, ho trovato mio papà al mercato e mi ha detto: come mai c'è sciopero? Solo che mia mamma, quando è arrivato a casa, sciopero non c'era, e quindi insomma è stata una resa di conti, una giornata molto dura. Però questo ti faceva capire, ti insegnavano. Purtroppo manca giustamente quel tipo di aggregazione, bisogna creare un altro tipo di aggregazione. Io vedo molto e credo molto, diciamo, manifestazioni come questa, e soprattutto il volontariato sportivo che viene fatto nei nostri territori, delle varie discipline dello sport, e questo va in compensazione, diciamo, di quello che è mancato nell'oratorio. E quindi credo che il mondo, cioè gli assessori, i sindaci devono valorizzare, diciamo, quel mondo del volontariato, quel volontario che si mette a disposizione ci sono le nostre società sportive. L'idea è di trovare i Del Piero che poi diventano grandi nel mondo ma in realtà invece è far crescere la nostra gioventù nel nostro territorio, e quindi la valorizzazione, i soldi spesi per i giovani, per me sono investimenti che ogni amministratore deve fare, sia quello, diciamo, nei vari ruoli all'interno dei consigli comunali, all'interno delle province e delle regioni. Lo sport, secondo me, è un buon, diciamo, si crea il carattere, si forma la persona, impari a relazionarti, e quindi è una compensazione che, secondo me, che va a sostituire, purtroppo mancano anche, diciamo, i sacerdoti, quindi quel mondo lì non potrà più arrivare, però credo che le nostre comunità, i nostri assessori, i nostri sindaci possano veramente andare in compensazione per creare appunto degli luoghi dove i giovani devono crescere, ma anche crescere ed essere anche aiutati a crescere, perché poi vediamo quelle distorsioni che poi sono pesanti nella società. Posso criticarlo? Sì, assolutamente, poi la sua... Tutto vero, ma due condizioni. La prima è che non si vadano i genitori a urlare ai figli sotto menalo, perché è un luogo diseducativo per qualche volta lo sport, quando i genitori vanno a intromettersi a vivi. Secondo, perché questo avviene nel calcio. Nel calcio sì, penso al calcio, nel ciclismo invece è eroico. Non è possibile, perché lo sport ti seleziona e là non è solo la bravura. Sì, Allora, ho visto un giorno sui social dove un allenatore dei ragazzi ha scritto: cari genitori, se voi pensate che vostro figlio sia un campione, portatelo da un'altra parte. È stato fondamentale per far capire. Ma nella vita avremo sempre un capo o qualcuno a cui rispondere, in qualche forma, in qualche maniera. Nella società e nei giovani bisogna far capire che nella vita avremo sempre qualcosa o qualcuno a cui dare delle risposte o comunque dare delle conclusioni. Un capo lo avremo sempre. Sì, un altro problema dello sport è che deve essere capito dal verso giusto, perché se pensi che sia un esempio della vita dove l'importante è competere e prevalere sugli altri, non hai capito niente.
lo sport è una competizione con se stessi per migliorarsi, non è un luogo di sopraffazione, di prevalenza in cui vedi l'altro sempre come qualcuno da battere. Quindi anche il messaggio dello sport va pensato, va meditato e va interpretato in modo corretto secondo il mio punto di vista. Enrico, Alcune considerazioni. Innanzitutto mi ha fatto pensare una cosa detta fra le righe, sotto traccia dal professor Barella, quando giustamente diceva dobbiamo, come dire, gli assessori fanno poco, ed è vero, però dobbiamo, come dire, stimolare, non dobbiamo, come dire, ragionare in termini di delega, ma dovremmo anche aiutare. Ed questo è l'atteggiamento, diciamo così, chiamiamolo sbagliato, chiamiamolo negativo. Ecco, credetemi, non viene dai giovani, ok? Cioè, questo atteggiamento di delegare e di dire non fai niente, guarda che lei da sistemare qua, guarda che lei da sistemare parte là, scusate il dialetto perché siamo in diretta nazionale, però questo è il tipico approccio che ha chi è tendenzialmente malmostoso nei confronti anche della cosa pubblica. Certo, poi sarebbe bello trovare un sinonimo di politica, perché è una parola sicuramente complicata da far trasmettere nel modo positivo. Per quanto riguarda lo sport, anch'io credo sia fondamentale, anzi io credo che lo sport debba essere pienamente incluso all'interno delle politiche culturali di una città. Cioè, adesso come amministrazione non abbiamo in mente proprio di fare tra gennaio e marzo una serie di incontri con atlete professionisti della comunicazione sportiva, anche proprio per comunicare i valori, cioè le ricadute sociali e culturali dello sport, non incontri tecnici o vuol dire sulle varie discipline, ma cercare di comunicare cosa vuol dire la sconfitta all'interno dello sport. Sconfitta cosa vuol dire? Io concordo pienamente con quanto detto. Lo sport è competizione con se stessi, lo sport è misurazione delle proprie capacità e cercare di andare oltre. Certo che ci sono delle discipline dove c'è l'avversario, altre discipline ti misuri con il tempo, con l'altezza, e lì la competizione con se stessi è più evidente, ma anche quando c'è un avversario, l'avversario si impara lì a rispettarlo, si impara a rispettare le forze e i limiti avversari e propri. Quindi è sicuramente una palestra. Quello che è un po' differente, e qui purtroppo è una cosa che sarà molto difficile da recuperare, è appunto la dimensione dell'oratorio, del patronato. È una dimensione, come dire, in cui i ragazzi e le ragazze sono, come dire, inseriti in un contesto in cui non si fa solamente ciò che piace, mentre la disciplina sportiva viene tendenzialmente scelta, e quindi voglio dire c'è anche una componente leggermente diversa. E però certo è un mondo difficile, ma è da recuperare per quello che diceva il consigliere D'Arè, però al tempo stesso c'è la possibilità di agire per recuperare luoghi, offrire luoghi di aggregazione, che devono essere, se vogliamo, anche un po' costruiti in maniera il più naturale possibile. Mi spiego. Costruire luoghi preposti quasi artificialmente per l'aggregazione rischia di creare quasi dei ghetti, voglio dire, in determinate situazioni. Serve invece lavorare più sotto traccia affinché i vari quartieri, le varie comunità recuperino il tessuto associativo, e comunque i giovani intervengono nella vita pubblica spesso e volentieri proprio attraverso le associazioni. Cioè, chi lavora poi e si inserisce nella vita adulta e nel tessuto sociale è chi a 14, 15, 16 anni comincia a servire nelle sagre, comincia a agire in contesti concreti. Non è banale, perché far parte di un gruppo del genere voglio dire, implica anche capire le complessità di organizzare qualsiasi tipo di evento, capire anche come relazionarsi con le questioni, tra virgolette, burocratiche, che magari non si vedono immediatamente ma vengono percepite. È una scuola di socializzazione, sono aspetti
aspetti fondamentali. E lo sport idem, perché il ragazzo che va, come fu io, insomma, ai 10 anni vai, ti iscrivi alla scuola di calcio del paese e vedi il lavoro che c'è dietro, l'accompagnatore, il dirigente, il signore che ti prepara il tè, il signore che ti iscrive, che ti prepara i cartellini e che pone le condizioni affinché tu possa giocare. Poi quando giochi male, quando giochi senza impegno, ti senti in colpa, perché sai che hai fatto sprecare tempo a chi lo ha dedicato per te. E questo lo capisci a 10 anni, a 8 anni, una cosa evidente. Quindi sono sicuramente meccanismi micro che però sono concretissimi e sono visibili e sono quelli assolutamente percepibili e tutti noi li abbiamo percepiti, i ragazzi e le ragazze di oggi sicuramente li percepiscono. Allora, Gloria E Roberta, quando volete parlare, fermateci, che così Allora mi lascio fermo subito, posso? la parola, ecco, Posso fermarmi subito? No, perché assolutamente sì. stavo accumulando molti temi e io volevo dire una cosa che ritengo importante. Intanto condivido pienamente l'ultimo intervento, cioè anche la partecipazione non avviene solo nei luoghi, ma anche tramite le associazioni e le attività. E questo però non ci esime da lavorare sulla questione dei luoghi di aggregazione. Sicuramente c'è molto di più da fare, sicuramente bisogna lavorare su questo aspetto, però bisogna lavorare anche su un altro aspetto. Il Comune di Belluno adesso all'interno del tavolo giovani e del piano di zona sta procedendo a una mappatura dei luoghi a livello anche provinciale, dei luoghi di aggregazione, ed è importante anche portare a conoscenza dei ragazzi delle possibilità che ci sono. Perché il modello dell'oratorio era magari così un po' incentrato sul fatto che la comunità che ci gravitava attorno era indotta a partecipare, a frequentare quel luogo. Adesso il problema grosso non è solo di avere dei luoghi di aggregazione, ma agganciare i ragazzi e portarceli. E allo stesso modo la partecipazione che avviene tramite le associazioni, noi stessi come Comune abbiamo voluto promuovere e sollecitare la creazione di un gruppo, di un organismo di consultazione per noi. Da qui è nato un gruppo di ragazzi che poi si è costituito come associazione assolutamente indipendente che si chiama Consiglio Giovanile. Il problema grosso, io ho chiesto a questi gruppi, così come alla consulta giovanile, a Scuole in Rete, a tutti gli organismi che lavorano sul territorio, costituiti da giovani, di fare in modo di aiutarci ad agganciare gli altri giovani, quelli che sono al di fuori di questi percorsi, e portarceli all'interno, perché questo è un po' il problema. Non è tanto la mancanza di opportunità, ma la mancanza di canali per far sì che tutti i giovani accedano a queste opportunità. Ecco, grazie, questo ci tenevo a dirlo, scusate l'interruzione. Allora, io vi ho ascoltato con attenzione perché ho la fortuna di essere padre, pur avendo un certo tipo di età. E l'altra sera ho visto, tanto è il personaggio pubblico, possiamo citarlo, ho visto il film sulla vita di Ennio Doris. Ed è stato un po' rivedere una parte anche del mio vissuto, ma credo di tutti noi, no? Da dove veniamo, quello che abbiamo visto. Ma la cosa più bella è quando mio figlio, insomma, io ho 2 figli, uno è anche abbastanza grande, ha 36 anni, gli ho chiesto se aveva visto il film, mi ha detto che l'aveva visto quando l'avevano presentato, ma mi ha detto che la cosa che gli è piaciuto rivedere quello di cui ha sentito parlare dai nonni e dal padre rispetto a un vissuto lui a 36 anni che, insomma, voglio dire, non ha toccato. Ecco, quindi il valore, al di là della storia, al di là del film, al di là della persona, al di là di tutto, anche perché poi è stato girato qui da noi, è stato girato nei nostri luoghi, che possiamo anche cercarli. Di quello che avete detto, nel mio confrontarmi in questo anno e mezzo con le realtà che ci sono in giro per il mondo, poco tempo fa ero a Cordignano in occasione della, penso, festa che fanno tutti gli anni, e ho partecipato a un dibattito e è intervenuto un ingegnere dagli Stati Uniti, un ingegnere originario di Cordignano, che ha i genitori a Cordignano, e quando gli hanno chiesto che cosa gli mancasse del suo paese, un ingegnere che prima
ha esercitato, ha studiato a Londra e poi è andato a esercitare, quindi come si dice, un cervello, no? Non in fuga tanto, perché mi pare di aver capito che ha ancora un'ambizione, e ha detto che quello che gli manca è la vita sociale. Attenzione, siccome ce l'abbiamo davanti agli occhi, no, tutto questo, e lo viviamo, riteniamo come sempre che non abbia valore. Gli manca la vita sociale. Quindi quello che avete detto, l'importanza che ha citato il professor Barella, l'importanza, attenzione a questa cosa, così che magari diamo per scontata. L'invito ai giovani di non essere pigri, perché attenzione, Guglielmo Marconi quando ha pensato quello che ha pensato, l'ha pensato come strumento che facilitasse, che mettesse in contatto, ma non pensava che avrebbe superato il contatto fisico. Cioè attenzione, perché in questo mondo, che è una parola che non mi piace, virtuale, e tutto è, attenzione, cioè che sia uno strumento che agevola l'attività umana, ma che non sostituisca l'attività umana, perché è questo che mi preoccupa, che la forza dei giovani è la curiosità, che rimangano curiosi. Quando ci dicevano di fare ricerche scolastiche, andavamo in biblioteca, leggevamo libri, prendevamo appunti. Attenzione che non è Wikipedia la soluzione. Attento, bisogna stare attento oggi a dire cosa c'è, bisogna stare attento. No, scusami, ma ripeto, non perdete da giovani, se c'è un invito che mi posso permettere è quello di non perdere la curiosità e di non perdere dentro nella testa il valore del rapporto umano. Non è la comunicazione virtuale che sostituisce i rapporti. Gloria, assolutamente sì. Allora, io rilancio alla provocazione dell'avvocato Barella e dico anche, caro avvocato, oggi l'ultima notizia che io ho sentito, scusi, ma in questo caso lavoro sulle categorie e poi le spiego il ragionamento. L'ultima notizia che ho sentito qualche giorno fa è di una bellissima causa che dei genitori hanno intentato ad un gruppo GREST parrocchiale perché il bimbo giocando a calcio si è rotto un polso, una caviglia, investito da un ragazzino più grande. Allora è mancata sorveglianza. Allora, chiaro che in questo tipo di dinamica si fa un po' fatica a lavorare, a chiedere ai preti di riaprire gli oratori, perché guardi, io le dico, cioè, queste sono le dinamiche con cui noi assessori ci ritroviamo a lavorare e oggi tutti hanno paura delle cause intentate da genitori nel mondo della scuola, nel mondo delle parrocchie, nel mondo del volontariato. Quindi, come dire, dobbiamo anche un po' abbassare l'aggressività, ricostruire un'alleanza tra educatori, cioè mondo educativo adulto, perché è quello che secondo me oggi sta fregando molto noi istituzioni nel calare progetti o nell'attivare progetti, ma la comunità nell'attivarsi nei confronti dei ragazzi, perché oggi siamo pronti a far causa all'insegnante, i casi più recenti, causa se va bene perché se no lo aspettano fuori da scuola e gli danno anche 2 legnate visto che è educativo, no? Con il confronto invece che lo scontro, perché oggi siamo tutti pacifisti, siamo tutti contro la violenza sulle donne, dopodiché te spetto fuori, ma anche sul linguaggio. Questi sono gli adulti, li avete citati voi anche fuori dai campi da calcio. Io vi dico banalmente, sono madre di 2 bimbi, 6 e 9 anni, un bambino e una bambina. Qualche giorno fa si parlava proprio in giunta della richiesta forte dei genitori di poter assistere in diversi ambiti sportivi agli allenamenti dei ragazzi. Io mi sono alzata e ho detto guai a voi, facciamo di tutto perché i genitori quell'ora vadano a fare qualcos'altro. Io capisco che c'è questa fatica della conciliazione, dell'andare su e giù, del non aspettare un'ora, però il genitore lì è deleterio. Oggi noi lo sappiamo, i genitori devono ricostruire un'alleanza con gli altri adulti perché sennò i ragazzi crescono non fidandosi di una comunità adulta che è quella di cui voi stavate parlando e è la comunità che una volta si attivava, è la comunità per cui è arrivato in orecchio che Tony Darè bigiava a scuola e i genitori qualcuno
l'avrà visto, gliel'avrà detto, cioè faccio per dire, c'era una comunità attiva e attenta. Oggi non ci si fida degli altri adulti, ma allora i ragazzi devono crescere con quali riferimenti? E faccio un esempio banalissimo. In adolescenza, che è il grande periodo in cui sembra che oggi l'adolescenza sia un problema, invece ci siamo passati tutti, è un passaggio fisiologico oltre che neurologico dei ragazzi, dove c'è il conflitto con la famiglia. Se noi non cresciamo i ragazzi ad avere fiducia in altri adulti di riferimento, il prete, il professore, l'allenatore, cioè questi ragazzi nel momento in cui il conflitto è naturale a chi si rivolgono? Ai compagni, che va bene fino a un certo punto, no? Perché poi c'è bisogno invece di avere riferimenti adulti anche con capacità di, come dire, contenere le crisi che in quell'età sembrano, no? Che tutto sembra che crolli e che sia assoluto. Ecco, allora, era provocatorio, ma per dire, noi ci troviamo da un lato a avere, e ritorno sempre lì, uno scollamento con i territori, cioè abbiamo bisogno, lei parlava delle scuole aperte, io ci credo molto, perché dobbiamo anche tornare a una realtà di prossimità. Noi abbiamo ragazzi che si muovono, ma oggi anche la mobilità è diventata un problema, quindi dobbiamo creare occasioni di incontro, di socialità più prossime possibili, perché se no i genitori fanno trasporto scolastico e i ragazzi non sono educati a un'autonomia, devono arrivarci vicino a casa, senza parlare di fasce deboli che magari non possono permettersi l'auto o il trasporto pubblico, e parlo da assessore sociale. Quindi ecco, le parrocchie devono tornare al centro con i loro campetti, ma devono anche essere serene nel poter tenere aperto il campetto e lasciare che i ragazzi si incontrino senza mediazioni, perché sono molto d'accordo con quanto diceva il collega Padoan, e noi l'abbiamo fatto anche con delle ricerche puntuali, anche con educatori. Se crei luoghi troppo istituzionalizzati, i ragazzi rifuggono, cioè se fiutano troppe regole, questa cosa troppo costruita, ecco che loro non partecipano, quindi non è tanto il luogo, sono proprio le occasioni. Credo molto nel ruolo delle associazioni, non a caso siamo qui col Vittorio Veneto Film Festival, cioè è un'occasione di mettere in moto i ragazzi, in questo caso in ambito culturale, attraverso il cinema, che è uno strumento affascinante, bellissimo, ma può essere l'arte. Noi qui a Treviso abbiamo il Treviso Comic Book Festival che attrae tantissimi ragazzi, la letteratura, i musei fanno laboratori, stanno cercando di portare la cultura, come dire, alla portata di tutti, a non percepirla come elitaria, no? E il segnale molto positivo che noi abbiamo avuto è, ad esempio, con la partecipazione a un'opera lirica alla prima, come il Flauto Magico. Quindi i ragazzi in realtà hanno interesse, la danza, lo sport senz'altro, però io credo che oggi serva da parte di tutti un approccio un po' salesiano ai giovani, cioè sto in mezzo a voi. Salesiano, al di là del fatto che siamo in un mondo in cui sembra che la laicità sia un valore assoluto, io credo che arrivino grandi insegnamenti da persone che hanno invece vissuto una vita religiosa e spirituale, che però l'hanno interpretata in modo molto laico. Ecco, oggi ci serve essere molto salesiani, molto in mezzo ai ragazzi, molto aperti, a lavorare molto più sugli adulti, cioè a lasciare un po' la presa sui giovani, ecco, e a costruire alleanze tra adulti, dove una comunità diventa invece terreno fertile per loro, molto più terreno fertile. Sono d'accordo col tema dei viaggi. Oggi noi parliamo di viaggi ai giovani solo in un'ottica di fuga all'estero, di trovare fuori condizioni migliori. A me i viaggi invece mi hanno insegnato tantissimo nel diventare l'adulta che sono oggi, cioè i viaggi ti fanno capire che non c'è quell'assoluto che oggi porta i ragazzi al suicidio, al consumo di droghe, se dobbiamo parlare, che oggi non c'è quell'assoluto. L'assoluto lo vivi se vivi solo la tua realtà, ma nel momento in cui ti sposti e ti accorgi, lei è andato in Giappone, io sono stata in Cina, no? Che vivi, che c'è un'altra visione del mondo, e tu dici, ma allora vedi che il mio gruppo di riferimento, i miei compagni magari che mi prendono in giro, quella scuola che sto vivendo non è assoluta. Facciamo fare ai ragazzi tante esperienze, perché un fallimento in un ambiente non è il fallimento. Quindi è in questo che noi, secondo me, dobbiamo fare alleanze tra adulti, consentendoci anche di poter arrivare. Scuole aperte, ad esempio, sarebbe bellissimo, abbiamo degli ostacoli inenarrabili sui costi, la scuola, il ministero, cioè sono cose che qui abbiamo bisogno anche di un'alleanza forte tra istituzioni, cioè
Io sento il bisogno di avere dei parlamentari che lo vivono il territorio, che stanno un po' meno in aula e che vivono di più i territori. Ecco, meno sedute in aula, poi ci arrivano magari una volta l'anno e quella volta fanno qualcosa di davvero efficace. Allora, lascio la parola per ultima, che chiudiamo perché stiamo sforando nella nostra ora scolastica. Una sola battuta. Mi hanno raccontato che il nostro cervello è diviso in due parti. L'emisfero di sinistra, quello della logica, della razionalità, e l'emisfero di destra, che è quello delle emozioni. Poi mi hanno spiegato che usiamo quello di sinistra fino al sabato e accendiamo l'emisfero di destra per il fine settimana. Mi sono chiesto perché, trovo la cosa molto assurda. Ne abbiamo due metà, usiamole tutte e due. Allora, nella formazione, nella scuola, dobbiamo accendere anche l'emisfero di destra. Più empatia, più emozioni, più razionalità. E vi faccio due esempi. Io ho sempre trovato incomprensibile che un ragazzo conosca le palestre del territorio ma non sappia dove vanno a lavorare i genitori. Qui abbiamo una zona industriale nella quale abbiamo 5-6 mila posti di lavoro, una delle più belle del territorio, e io ho avuto la fortuna di essere amministratore di una di queste società e ho scoperto, ma come amministratore, ho scoperto che erano leader mondiali nel loro settore e ho visto delle pellicole sottili con resistenze elettriche che usano nei satelliti. E ho detto, ma non lo sapevo io, chissà quanti altri non lo sanno. Ma i ragazzi sanno che i loro genitori quando si alzano alle 6 di mattina e vanno a lavorare nella nazionale leader mondiale nel loro settore? Ma capiscono cosa accade accanto a loro e sono orgogliosi della fatica che fanno i loro genitori qui dentro? Conoscono la crescita che ha il territorio a tutti i livelli, anche scientifici e tecnologici? Cosa voglio dire? Che attorno a noi ci sono delle potenzialità infinite per fare la formazione sul campo, la scuola aperta. Se la scuola si apre alle aziende, ho portato 2 giorni fa 50 studenti australiani della Monash University di Melbourne a visitare la Texa di Treviso. Questi erano entusiasti, non mi finivano di ringraziare, venite a Melbourne a raccontare cosa fate a Treviso. Allora, queste realtà che stanno attorno a noi sono da visitare ed è formazione scolastica, è altro che le lezioni teoriche di formazione. Apriamo la scuola al territorio, facciamo apprezzare ciò che accade e facciamo anche apprezzare la fatica dei genitori di questi studenti. È una delle tante cose che secondo me si possono fare. La seconda, e finisco, dato che a me piace l'arte, è che questi ragazzi attorno possono visitare delle cose meravigliose a 2 passi da noi. Intorno a noi c'è tanta bellezza, ma occorre anche l'educazione alla bellezza. Io benedico il mio insegnante di arte del liceo che in un'ora alla settimana mi ha fatto innamorare del mondo, mi ha portato a Firenze agli Uffizi, ha scelto 10 quadri su migliaia che ce ne sono, però me li ricordo ancora come fosse ieri. Quindi una formazione sia dal punto di vista tecnologico che artistico, scuola, territorio, secondo me è possibile, potremmo fare di più e anche ringraziare quei tanti insegnanti eccellenti che su questo danno l'anima, perché è un altro mondo che va scoperto, quello degli insegnanti. Abbiamo una ricchezza formidabile che va gratificata. Scusate, non parlo più e ringrazio per la pazienza chi mi ha ascoltato. Allora io invece chiudo e ringrazio tutti voi. A questo punto direi che magari ci ritroviamo di qui a breve, magari Bruno, creiamo una situazione altrettanto importante in cui mettiamo i ragazzi dall'altra parte e gli assessori. Esatto. E ringrazio anche tutti gli insegnanti e ragazzi che erano collegati. E in realtà io vi lascio con questa, insomma, voi sapete, noi facciamo sì il festival, ma poi siamo tutti dei professionisti e alcuni di noi fanno anche gli insegnanti, hanno a che fare con i ragazzi, quindi la nostra attenzione verso quel mondo è primaria e come ho detto prima, quando li metti li appassioni e li metti a lavorare, i ragazzi danno molto più di tanti adulti che noi conosciamo. Quindi questo è un po'
il nostro obiettivo come associazione, come festival, ma è il nostro obiettivo stimolare appunto tutti voi e quindi chiunque abbia a che fare con il mondo e che possa in qualche modo incidere in queste realtà, stimolarvi a aiutarci a sostenere anche le difficoltà che le associazioni, le attività giovanili hanno, perché è difficile in questo momento riuscire ad avere anche certi stimoli, non solo economici, ma anche diciamo di conoscenza, per poter far sì che i ragazzi abbiano un percorso entusiasmante e, come diceva il dottor Brunello, in realtà a stimolare loro la curiosità. Vi ringrazio tutti, ringrazio tutti i nostri ospiti e ci vediamo presto. Noi dopo avremo un altro incontro, ecco lo dico, che è invece legato ai film del concorso del festival. Grazie a tutti voi, grazie. 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 Grazie.